Buona giornata, eccoci al nostro appuntamento dedicato al mondo dello sport, venetoglobe.com, la nostra e la vostra web tv per vedere in modalità on demand tutti i nostri servizi, le nostre interviste, i nostri reportage. Mentre per chi si sintonizza sul canale 95 da Veneto e Friuli Venezia Giulia, trova Caffè TV24, l'emittente del Nord Italia che per l'appunto su Veneto e Friuli Venezia Giulia potete vedere sul 95. Ogni sera alle 19:40 in seconda fascia serale e poi nella prima replica del mattino il giorno dopo. Andiamo a parlare di sport, andiamo a parlare di atletica leggera perché ai mondiali di atletica leggera Doha Tampere va in alto, come simboleggia questa foto, e dopo 4 anni di assenza ritrova una finale. Oggi finali con 110 ostacoli, martello uomini e 200 donne, non ci sono italiani. Un medagliere per quanto riguarda la nazionale italiana piuttosto scialbo con una sola medaglia di bronzo. Il mondiale di rugby invece in Giappone attende l'Italia domani mattino presto, ora italiana, per vedere in TV appunto la gara contro il Sudafrica. Beh, allora andiamo intanto a vedere qual è e a sentire qual è la formazione e qual è il 15 che Conor O'Shea ha scelto di mandare in campo per affrontare il Sudafrica. La formazione contro il Sudafrica è Matteo Manozzi, Tommaso Benvenuti, Luca Morisi, Jaden Hayward, Michele Campagnaro, Tommaso Allen, Tito Debaldi, Sergio Parise, Jake Pelledri, Abraham Stein, Dean Budd, David Sisi, Simone Ferrari, Luca Bigi, Andrea Lavotti. In panchina Federico Zani, Nicola Quaglio, Marco Riccioni, Federico Ruzza, Alessandro Zani, Sebastian Negri, Callum Brady, Carlo Canna. È una scelta come un gruppo di allenatori abbiamo parlato all'inizio dell'estate cosa vogliamo mettere in campo contro la Sudafrica. È una scelta tecnica, abbiamo tanti giocatori con un'abilità a giocare in ogni posizione in campo, in difesa, in attacco, in diverse situazioni, ma è una squadra, pensiamo, è la giusta per questa sfida, per mettere in campo il piano abbiamo per la partita. Questo è il 15 che Conor O'Shea manderà in campo appunto contro Sudafrica domani mattino dal Giappone. Coppa del Mondo di volley maschile invece con Blengini che dopo la prima sconfitta 3-0 contro il Giappone perde anche la seconda gara con gli Stati Uniti per 3-1. Domani c'è il terzo incontro e affronteremo l'Argentina. Sono ritornate le coppe nel calcio, Napoli a Genk pareggia 0-0 e l'Inter a Barcellona ha perso 2-1 dopo un buon primo tempo. Avevamo visto il volto, la faccia sorridente di Squinzi, il patron del Sassuolo purtroppo ci ha salutato, è anticipatamente morto purtroppo, ma vi ricordo che Sassuolo deve tutto a questo personaggio, a questo patron, chiamiamolo così. Tifava Milan, ma ha portato per la prima volta il Sassuolo in Serie A e domani il Sassuolo gioca a Brescia per quanto riguarda la giornata della Serie A. Andiamo a vedere la giornata della Serie B per quanto riguarda le Venete. Siamo alla settima giornata, sabato Cosenza-Venezia, poi abbiamo Livorno-Chievo, il Pordenone che in casa alla Dacia Arena di Udine, quindi casa per modo di dire, insomma, però quando gioca in casa gioca alla Dacia Arena di Udine, Pordenone che affronta Empoli. Domenica invece tocca al Cittadella di Venturato andare a Cremona contro la Cremonese. Nella Serie B femminile il Permac Vittorio Veneto attende di riprendere il campionato dopo la sosta, lo farà al Barison di Vittorio Veneto affrontando Perugia. La Serie D, parlavamo ieri
con Zecchin, tecnico del Mestre, sconfitto domenica dal Caldiero al Baracca di Mestre. Il Montebelluna sconfitto in casa dal Chions. Sono due squadre che tra l'altro domenica si affronteranno a Mestre. Montebelluna che non trova più la vittoria da parecchio tempo ed è fermo a 4 punti in classifica. Eccellenza, promozione sono i nostri campionati, e allora per quanto riguarda la promozione ci sono dei derby che sono stati anticipati a sabato, per esempio Fontanelle Treviso Academy, Opitergina Vedelago e Conegliano Vazzola. Lasciamo il calcio per passare al basket con la TVB De Longhi, che domenica giocherà al Palaverde alle 18:15 contro Pistoia. Vi raccontavo ieri di Menetti, che ha chiesto di avere un giocatore in più perché ha troppe assenze durante gli allenamenti e non riesce a fare quello che si è programmato di fare, e allora ha fatto arrivare Rovatti, un giocatore che conosce molto bene. Ieri dicevamo appunto della sua storia un po' particolare, balzato alle cronache non tanto per la pallacanestro ma per una diatriba, per una querelle con Selvaggia Lucarelli. Le era sfuggito una parolaccia ai danni e nei riguardi di Selvaggia Lucarelli, aveva subito naturalmente il fuori rosa, poi rientrato, aveva chiesto scusa. Insomma, questo per dirvi che molte volte un giocatore passa inosservato sul campo di basket, ma basta una parolaccia sfuggita su Facebook per balzare un anno fa alle cronache. In Serie A2 femminile il Ponzano ha perduto in casa la prima contro Bolzano 63-61 e ora va a giocare la seconda in quella di Vicenza. Seconda gara anche per Marco Mian e la sua Ruker Sanve, che invece al Palasystem contro Vigevano ha cominciato bene sabato scorso vincendo al suono di sirena 63-61, ed il prossimo incontro è in trasferta contro Falconstar. Il campionato di A1 femminile di volley vedrà l'esordio stagionale dell'Imoco al Palaverde per esigenze televisive sabato 12 ottobre contro il Saugella Monza di Danesi, Scorupa ed Ortolani. Ultimo impegno prima del via del campionato, che tra l'altro vi ricordo è stato presentato proprio oggi a Milano, ne parleremo domani. L'Imoco, vi dicevo, a Gubbio contro Firenze, Scandicci e Perugia. È l'ultimo test che effettua la formazione di Santarelli senza le americane, che perderanno tra l'altro anche la prima giornata di campionato. In recupero ci sono De Gennaro, Sorokaite e Terry Enveonvue, che andiamo a sentire proprio in fase di presentazione al Palaverde. Sentiamola. Terry, semplice, facile, ma anche per me va benissimo. Sei arrivata allora, tutto a posto? Sì, tutto a posto. Adesso sono ancora in fase di recupero per l'attività estiva, però tutto benissimo. Come entrare a far parte della famiglia Emoco? È una grande responsabilità innanzitutto, perché comunque è una famiglia che lavora molto bene e che ha sempre ottenuto molti risultati, però sono molto contenta perché spero di poter contribuire, soprattutto in una squadra come questa che lavora molto bene, e sono molto contenta perché hanno anche un buon modo per accogliere le persone nuove. Avete altri parenti da portare? O? Per ora no, dai, speriamo. È vero, Angela. Cioè, assolutamente sì. 3-4 anni. Però, ottima idea. Che aspettative hai per questa tua stagione di introduzione? Pochi attimi in campo, pochi scambi? Ma io di aspettative in realtà preferisco non averne, o comunque magari ce le ho inconsciamente, però penso che questo sia prima di tutto un anno di passaggio, cioè uscendo dal Club Italia questo deve essere un anno per farmi capire un po' com'è il mondo dei grandi, e devo ambientarmi nel mondo comunque degli adulti, e dove le giocatrici comunque sono giocatrici di livello, quindi imparare a far parte di una squadra dove ci sono delle aspettative, dei risultati, e comunque c'è gente che pretende, perché comunque per me arrivare qua a lavorare con una Mochi non è una cosa da niente, quindi aspettative non ne altissime. Io non so bene fino a dove posso arrivare, però conto di fare del mio meglio. Già comunque assaggiato un po' che cosa significa lavorare ad alti livelli nazionale, ti può aiutare in questo inserimento? Sì, decisamente. Per fortuna quest'estate ho avuto l'occasione di fare gli europei con la maggior parte della squadra che comunque è qua,
e sì, mi ha dato la possibilità di iniziare un po' ad assaggiare quello che è lavorare con le grandi e capire un po' cosa vuol dire avere delle pretese e il lavoro di squadra quando c'è da fare qualcosa e concludere qualcosa. È arrivato un bel argento con la nazionale Under 20 in Messico, tu migliore opposto del torneo, brave anche le ragazze dell'Under 18 che hanno trovato. Sì, sono molto contenta soprattutto per le ragazze dell'Under 18. L'argento diciamo che è una ferita ancora aperta perché con quel gruppo abbiamo concluso tante cose, è un gruppo che ha lavorato insieme da 4-5 anni, quindi concludere il ciclo con un argento ci ha fatto un po' male per quanto fosse un bel risultato, perché è assolutamente un bel risultato. Io sono molto soddisfatta, per me significava moltissimo soprattutto perché era la prima competizione che facevo dopo essermi fatta male, quindi Brava Terry, allora sta recuperando insieme appunto a Sorokaite e a De Gennaro e probabilmente le vedremo in campo tra poco. Il Pro 14 adesso per quanto riguarda il rugby è iniziato a Monigo sabato scorso contro Leinster, i campioni in carica, è arrivata la sconfitta 32-27 ma è anche arrivata la coscienza e la convinzione che insomma la squadra c'è e può giocarsela veramente alla grande con tutte. C'è stato l'episodio di Tavuyara che è stato ammonito, anzi espulso dalla partita, ha lasciato i suoi in 14. Tavuyara si pensava che potessero arrivare addirittura dalle 4 alle 12 giornate di stop, invece si è tenuto conto del buon curriculum, diciamo così, in campo di Tavuyara e si è beccato solamente, diciamo, 2 giornate di squalifica Tavuyara. Sempre per il rugby, terremoto in casa Villorba dove Tonetto e Zizzola si sono dimessi dalla guida della squadra femminile del Villorba Rugby. La compagine è stata affidata a Ghedin. Oggi concludiamo il nostro spazio sportivo con la presentazione e di conseguenza l'avvicinamento alla Venice Marathon. Sentiamo e vediamo il servizio. Assessore Isabella Penzo, allora siamo all'edizione 2019 delle Family Run, si parte di nuovo da Chioggia, l'anno scorso l'avevate promesso, aumenteremo il numero e quest'anno infatti ci sono 1000 studenti in più. Sì, ce l'abbiamo fatta, con molto piacere siamo qui ad annunciare la seconda edizione della Family Run. L'anno scorso in conferenza stampa avevamo annunciato 2200 studenti partecipanti, quest'anno siamo arrivati a quasi 3000, quindi e ci aspettiamo ancora maggiori rappresentanti. Una Chioggia quindi che attraverso lo sport e attraverso le varie iniziative vuole far vedere che è una Chioggia viva. Sicuramente, e la Family Run ci permette sia di parlare di sport in una mattinata, sia parlare della nostra città e soprattutto parlare anche di scuola, quindi un'unica iniziativa e promuovere anche la solidarietà. Ma sì, la Family Run è complesso, conferma di essere ormai un messaggio compreso da tutti e che sta vivendo un momento molto felice, è ormai diventata un evento nell'evento nel nostro programma di manifestazioni, ormai ha una sua identità, ci occupa tutti i sabati di ottobre e in avvicinamento alla Venice Marathon che è sempre l'ultima domenica di ottobre, quindi per noi è una soddisfazione grande che questo evento, questa idea di coinvolgere i ragazzi delle scuole principalmente, se poi qualche genitore, qualche zio e anche qualche nonno vuole accompagnare è ben gradito, però diciamo migliaia e migliaia di ragazzini su questo messaggio di stare insieme, di fare certamente anche un gesto sportivo, ma soprattutto un gesto di solidarietà. Bene, questo per quanto riguarda l'avvicinamento alla Venice Marathon con questa Family Run che sono 4 tappe in pratica di questa simpatica iniziativa che traghetta poi alla manifestazione più importante, quella Venice Marathon ormai a livello e a caratura internazionale. Bene, è tutto, ci fermiamo qui, noi ci risentiamo domani, sempre solita ora, solite frequenze, soliti canali, insomma sapete ormai dove trovarci, venetoglobe.com. Buona giornata.